Presidente. Un ringraziamento alla Presidente Brescaccin, alla Vicepresidente Bigon e a tutti i consiglieri che hanno lavorato su questo progetto di legge di iniziativa popolare. Io intervengo un po' in punta di piedi e diciamo anche con la coscienza del fatto che è un argomento, come si diceva prima, che ognuno di noi percepisce, diciamo, intimamente, che è un argomento ovviamente che divide molto spesso i cittadini sotto il profilo etico, della percezione, della visione, ma anche intervengo immaginando che sia doveroso che questo Consiglio oggi, io non ho un discorso scritto, che questo Consiglio oggi dia quantomeno, e non ho dubbi che sarà così, l'idea che si rispettano anche le idee degli altri. E se non altro perché, visto e considerato che ci sono mezzi di comunicazione che permetteranno per fortuna ai cittadini di seguire anche questa seduta dei lavori, non posso non dimenticare che magari ci saranno cittadini ammalati terminali, che comunque ascolteranno e che comunque avranno idee diverse, che comunque avranno approcci diversi, e quindi per quel che mi riguarda, e sono convinto che questa visione sia sposata dalla quasi totalità di questo Consiglio, avrò anche l'accortezza di pesare le parole. La condizione del malato è quella che mi interessa di più. E detto questo, non vi nego che io avevo anche immaginato di non venire in Consiglio, parlo di 2 o 3 settimane fa. Dopodiché, visto il battage comunicativo, mi sono anche reso conto che sarebbe stata fondamentale la mia presenza per un fatto di verità, di coerenza e anche rispetto a quell'ipocrisia serpeggiante che spesso, diciamo, viene diffusa su un tema come questo. E quindi oggi sarò qui, spero che questo discorso, non come è accaduto in passato, chi lo volesse vedere lo veda integrale. A me è capitato con il Covid di aver detto con l'assessore Lanzarin a fianco all'inizio delle vaccinazioni, rispondendo a una domanda dei giornalisti, ma lei si vaccinerà? Io risposi, no che non mi vaccino, e neanche l'assessore non si vaccinerà, perché prima dovranno avere l'opportunità i fragili, gli anziani, come è scritto, perché allora mi si chiedeva questo, perché il Presidente De Luca decise di vaccinarsi per primo. Ecco, quella frase fu tagliata e fu diffusa, ancora oggi vedo che gira nei social, no che non mi vaccino e neanche l'assessore non si vaccina. Se questo è il modo di trattare i cittadini, direi che il rispetto è zero. Detto questo, perché siamo qui? Cominciamo con la verità. Io non sono il portabandiera di questo progetto di legge, non lo sono mai stato, non è nei nostri programmi, perché se qualcuno andasse a vedere i nostri programmi, nonostante siano chiare le mie idee, perché a differenza di chi parla al vento, io l'ho anche scritta in un mio libro, e solo i pessimisti non fanno fortuna, edito nel 2022, oggi noi siamo qui per esercitare un diritto inviolabile della democrazia. Qualsiasi cittadino del Veneto, so che sto dicendo delle banalità, ma chi ci ascolterà, chi ci seguirà, ha il diritto di sapere questo, perché ho visto che anche parte della comunicazione non ha saputo spiegare bene cosa sta accadendo in Veneto. Il diritto democratico in questa regione, nelle regioni italiane, più o meno con misure, diciamo, e modalità diverse, permette ai cittadini che raccolgono un tot di firme, quante sono qui? 9.000? Prego? No, quante sono le minime firme? 7.000, grazie. Ecco, queste si possono presentare ovviamente dei progetti di legge. Sempre in virtù della legge di questa regione, questi progetti di legge devono essere necessariamente trattati, oggi siamo qui, entro 6 mesi. Questo è un progetto di legge depositato a protocollo della regione, del Consiglio regionale, il 23 giugno del 2023, quindi fondamentalmente tra qualche giorno scadranno i 6 mesi. Quindi noi siamo qui a discutere questo, siamo qui a non, diciamo, con la volontà di affrontare, diciamo, e rispettare, diciamo, quelle che sono le leggi democratiche,
Anzi, io, Presidente e cari consiglieri, dico, vedendo la velocità della trattazione, mi sono anche chiesto, a volte varrebbe la pena forse di presentare un progetto di legge con le 7.000 firme e quindi magari anche dei percorsi privilegiati. Questo per dire che forse varrebbe la pena anche, lasciatemelo dire, di vedere fino in fondo anche questa modalità. Non per togliere diritto ai cittadini, ci mancherebbe, ma quantomeno per stabilire anche delle tempistiche che siano più, diciamo, sostenibili anche per il lavoro del Consiglio. Tanto è vero che il Presidente del Consiglio immaginava anche di non poter rispettare i tempi, visto che eravamo in sessione di bilancio. Detto questo, poi c'è un altro tema rispetto alla verità. Io sono andato a leggermi questo progetto di legge che fondamentalmente, al di là di quello che si è detto a livello nazionale, il Veneto autorizzerà il fine vita. Ecco, vorrei ricordare che intanto questo progetto di legge ha lambito e sta lambendo più regioni, il nostro vicino Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, l'Emilia Romagna, le Marche, il Lazio, la Calabria, e quindi questi progetti di legge sono stati presentati in tutte le regioni. Ci sono regioni che hanno l'obbligo di trattarlo entro 6 mesi, ad esempio il Friuli Venezia Giulia, e quindi dovrà necessariamente andare in Consiglio alla volta di febbraio. Altre regioni magari che hanno regolamenti diciamo più blandi, meno restrittivi, meno coercitivi, e quindi questi progetti di legge magari resteranno anche nei cassetti. Capisco che sia un po' un'operazione a strascico, lo capisco fino in fondo, ma dico anche che poi, andandolo a vedere fino in fondo questo progetto di legge, sempre per un'operazione verità, e mi appello al mondo della comunicazione e ai cittadini che ci ascolteranno, vedranno questi nostri interventi. Ecco, questo è un progetto di legge che fondamentalmente, da quello che capisco io, poi qualcuno mi spiegherà, magari spiegherà anche il contrario, fondamentalmente introduce dei tempi e il ruolo della sanità. Io non so, e devo dire per onestà intellettuale, non so quanto costituzionalmente sostenibile sia tutta questa operazione. Però mi viene detto, mi piacerebbe sentire oggi il Presidente del Consiglio, magari per voce del Segretario Generale del Consiglio, dottor Valente, mi piacerebbe avere la conferma di quello che è, diciamo, la sostenibilità giuridica di tutto questo. C'è chi magari può invocare, che so, la pregiudiziale costituzionale, chi magari può invocare, diciamo, perplessità, ma perché lo dico? Perché è bene che sia chiarito che siamo qui a trattare un provvedimento che ha avuto un avallo dall'ufficio legale di questa Regione. Piaccia o non piaccia, funziona così. Detto questo, qual è sempre il tema nell'operazione verità? Io penso che oggi noi non autorizziamo proprio un bel niente, nel senso che forse a qualcuno sono sfuggiti dei passaggi. Io ero in Parlamento, ero ministro, quando nel 2009, se non ricordo male, Beppino Englaro chiedeva di poter staccare le macchine a sua figlia Luana. E Luana morì durante la convocazione a Parlamento aperto, mentre si discuteva se fare o non fare. Ma Luana morì perché una sentenza di un TAR decise di dare l'ok alla sospensione, diciamo, di quello che erano, diciamo, i sostegni vitali alla povera Luana Englaro. Quindi questo è un dibattito che si perde un po' nella notte dei tempi. A me sono concesso che il 2009 sia la notte dei tempi. Ed è un dibattito che comunque si è trascinato al punto tale che con la legge 219 del 2017 in questo Paese si introducono le disposizioni anticipate di trattamento. Lo dico perché qualcuno sarà sfuggito che qualsiasi cittadino italiano dal 2017 può tranquillamente andare allo stato civile del proprio comune, piuttosto che andare da un notaio, insomma, legittimare una volontà con dei testimoni in maniera certa, dimostrando anche che questa volontà sia libera, stabilendo già in un momento nel quale è sano quali saranno, diciamo, i livelli di cura massima che sostenibili che lui potrebbe accettare. Collega Montanariello, se vuol fare show, oggi non glielo permetto. Bene. Te che si rimbriaga. Ho perso il filo. Dicevo, quindi, cosa accade? Accade che molti cittadini, quello che noi chiamiamo poi testamento biologico,
si recano appunto a mettere nero su bianco in maniera ufficiale le loro volontà, e questo va a significare cosa? Che nel momento in cui saranno gravemente malati, avranno bisogno di supporti vitali, di alimentazione, diciamo, artificiale, della PEG o quant'altro, loro diranno: se arriverò lì non dovete provvedere. Arriva anche una sentenza della Corte Costituzionale, che è quella che comunemente viene definita del DJ Fabo. Siamo nel 2019, la sentenza del 242, è una sentenza che introduce il tema del quale noi oggi parleremo. E sempre per non fare il portabandiera, ma per fare il portabandiera della verità, visto considerato che ho letto di tutto sui giornali, voglio ricordarvi che in questo paese siamo fondamentalmente divisi in questa maniera: lo stadio e chi è a bordo campo. Noi governatori, o meglio ancora, noi siamo anche fra l'altro forse negli spalti, i nostri sanitari, i nostri comitati etici delle ULSS sono chiamati a dare risposta in virtù di questa sentenza che non prevede più nessuna azione penale nei confronti di chi provvede. Vi ricordo che nessuna procura si reca in regione nel momento in cui accade questo, in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, quindi di 4 anni fa. Fa sì questa sentenza, e dice questa sentenza, cosa dice? Che se il malato terminale ha una diagnosi infausta, se la sofferenza psicologica e fisica è estrema, se è in vita solo grazie ai supporti vitali, e poi no, io non sono un giurista e non voglio stare qui a fare lezioni, ma semplicemente voglio dire come stanno le cose, senza perorare ovviamente la causa, che sia chiaro, ognuno vota quello che vuole. Posso anche già anticipare, e lo dico con chiarezza, che per quanto riguarda i nostri gruppi c'è assoluta libertà di pensiero, di espressione e quindi di scelta etica rispetto a questo tema, ci mancherebbe. Ecco, alla luce di tutto questo, quel cittadino malato terminale si reca dal suo medico di base oppure va direttamente, si appella all'ULSS. Questa è legge di fatto, è procedura in questo paese, e qualcuno, o meglio il comitato etico dell'ULSS, gli dovrà dare risposta. Questo è quello che accade oggi. Quindi per me è inaccettabile che si legga che noi oggi si autorizza, diciamo, il percorso di fine vita al suicidio assistito, perché è già tale. Oggi in questo disegno di legge io leggo che si dice che la risposta deve arrivare entro 20 giorni, che è un'altra roba. Dopodiché eticamente, guardate, io ho letto questo. No, c'è il ruolo delle ULSS e tutta sta roba. Adesso ci arrivo. E in più, ma ripeto, non per fare la difesa, ma per dire come stanno le robe, in più ovviamente si definisce meglio il ruolo dell'ULSS. Vorrei ricordare che in tutto questo contesto, ovviamente noi ci stiamo muovendo. E voglio anche dirvi che per quanto riguarda il Veneto, vi posso dare la mia parola d'onore che noi non sappiamo minimamente quante domande ci siano in corso, quali siano, perché comunque c'è il tema della privacy e noi oggettivamente, lo posso dire senza problemi, lo veniamo a sapere quando lo leggiamo sui giornali, tanto per dare una dimensione di quanto grande fratello ci sia dietro a sta roba. Ma quali sono i numeri del Veneto? Sono andato a farmi dare i numeri del Veneto anche per evitare di dire sciocchezze, me li hanno consegnati questa mattina. Le richieste che sono state fatte in Veneto: una all'ULSS 2, l'azienda ha dato corso ad una richiesta di suicidio medicalmente assistito, ha avuto eco mediatica con il nome di Gloria. Questa è la signora di quest'estate, l'ULSS 2 è quella trevigiana. L'ULSS 3, l'azienda non ha accolto una richiesta di suicidio medicalmente assistito sulla base dei pareri del comitato. Quindi ULSS 6, azienda non ha accolto una richiesta di suicidio medicalmente assistito sulla base dei pareri. ULSS 7, l'azienda ha ricevuto una richiesta di suicidio medicalmente assistito e il comitato etico ha espresso parere favorevole. È la vicenda di Geller, se vi ricordate, di Stefano Geller, che ovviamente vive
e lo conoscete. Ul sotto, l'azienda non ha accolto una richiesta di suicidio medicalmente assistito sulla base ovviamente delle determinazioni del comitato. Istituto Oncologico Veneto, l'azienda non ha accolto una richiesta di suicidio medicalmente assistito. Fondamentalmente abbiamo 5 richieste rigettate, una richiesta accolta e 2 richieste accolte, delle quali una delle 2 non è per un malato terminale, ma è per una condizione particolare. Voi conoscete Stefano Geller e non aggiungo altro. Tutte le altre aziende non hanno mai avuto nessuna richiesta. Questo è lo stato dell'arte del Veneto. Le possiamo contare se le volete sapere con esattezza. Beh, se le conti. Allora, l'ULS 2 ha avuto una richiesta dalla signora Gloria, la 3 ha avuto una richiesta, l'ha rigettata, la 6 ha rigettato la richiesta, 6 in totale rigettate sono 4. Detto questo, oggi abbiamo peraltro in Senato un progetto di legge depositato che è lì da un bel po' di tempo, e quindi vedremo di capire quale evoluzione ci sarà a livello nazionale. A me interessa dire a questo punto che c'è un tema ovviamente che viene posto da molte realtà, da molte associazioni, ma anche ognuno di noi magari intimamente se lo può porre questo tema, no? Uno dice, ma alla fin fine, ma questo è un progetto da Grande Fratello, ma è un sistema per considerare alcuni dei cittadini degli scarti della società, e quindi è una eliminazione programmata, e quindi si risolvono i problemi dell'assistenza, come si può dire, di tutto quello che è poi magari la difficoltà dell'assistenza a livello anche familiare. Questi sono temi che tutti noi ci poniamo. Sono temi ovviamente quesiti ai quali bisogna dare risposta, però dico anche che è fondamentale ricordare, nel momento in cui ce li poniamo, ricordare che se oggi c'è una sentenza, di grandi soluzioni ce n'è una assolutamente. Dopo vorrei che l'assessore Lanzarin potesse parlare anche delle cure palliative, che è quello della cura. Del resto lo prevede la Costituzione, no? La Costituzione prevede la necessità di curare il cittadino, ma prevede anche per il cittadino rifiutare le cure, voglio ricordarvelo. E dall'altro voglio anche dirvi che davanti a una situazione come questa, dove comunque c'è una sentenza della Corte Costituzionale, e io considero atipico il fatto che, come è accaduto per Eluana Englaro, si debba gestire un tema così delicato, così profondo, un tema così delicato, così profondo e intimo, lo si debba gestire con una sentenza della Corte Costituzionale. Penso che se dovessimo immaginare le diverse, non le voglio definire fazioni, ma diversità di vedute, io penso che... Ma scusa, la possiamo chiudere quella porta, per favore? Grazie. Ah, ma era sempre Titici. Penso che se dovessimo valutare anche la diversità di vedute che sono da rispettare, penso che se da un lato avessimo coloro che sostengono che il suicidio medicalmente assistito debba diventare, fra virgolette, qualcosa di sostenuto da un punto di vista legale, quella parte di cittadini che la pensano così, che vogliono vedere riconosciuto il diritto del malato di poter decidere del proprio fine vita, ecco, quella parte di cittadini dovrebbero dire noi vogliamo una legge. Ma poi c'è un'altra parte di cittadini che dice noi non vogliamo che ci siano cittadini che magari non arrivino liberamente a quella scelta. È sacrosanta questa cosa, no? Immaginare che ci siano dei cittadini che arrivino in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale che non protegge proprio all'estremo, perché è una legge che potrebbe darci una maglia molto più fitta di controlli e quant'altro, ma c'è una sentenza. Ecco, c'è un'altra parte dei cittadini che potrebbe dire sì, io sono d'accordo, potrei essere d'accordo, ma vorrei fino in fondo che davanti a tutto questo ci fosse anche
un sistema di controllo che sia assolutamente efficace e che riguardi e quindi vada a selezionare solo casi estremi dove ci sia una certificazione, dove ci sia la libertà della scelta, dove ci siano tutta una serie di caratteristiche che io non vi so dire, sono di natura, diciamo, etica, bioetica, sono riflessioni che sono molto più in alto di quello che possiamo fare noi dentro qui, perché sono da dare agli esperti. E poi c'è una terza parte di chi dice ma io non ne voglio proprio sapere, rispetto anche questa idea. Di chi dice magari, guarda, io non voglio commensurare nel mio modo di pensare l'idea che un cittadino possa anche marginalmente immaginare che alla sofferenza, al tema comunque delle cure palliative, a tutto quello che è un iter normale, definiamolo così, del fine vita, possa avere un'alternativa. Tu puoi condividere con questa idea, ma comunque la devi rispettare. Però allora io mi chiedo, davanti a tutto questo, bisognerebbe anche fare un atto di coerenza, no? Perché se da un lato c'è chi dice sì, dall'altro c'è chi dice vorremmo che fosse più definito questo aspetto, dall'altro magari c'è qualcuno che dovrebbe magari anche approfittare magari della forza politica che ha, delle idee che ha, eccetera, e dire, beh, noi siamo i portatori di una legge che vieta il fine vita in questo paese. Questa è la democrazia. Solo questa è la democrazia. Io non ho altro da aggiungere, io sono qui, vi dico già che non parteciperò alla discussione, quindi finisco e esco, proprio perché non vorrei mai che qualcuno andasse a dire in giro che è condizionato dalla mia presenza, dal mio sguardo. Sarò qui a votare, ovviamente, e penso che questo è un momento alto di questo Consiglio regionale, al di là del fatto che uno la pensi in maniera positiva o negativa rispetto a tutto questo, perché siamo chiamati a discutere. Io non so cosa faranno i miei colleghi, ho parlato con qualche collega, qualcuno sta pensando a come non arrivare in Consiglio regionale. A proposito, io rinnovo la preghiera di avere un intervento dal punto di vista dell'ufficio legale o di qualcuno che ci confermi la legittimità dell'atto e ci confermi soprattutto che il percorso sia stato rispettoso, onde evitare che ci siano nel proseguio dubbi sulla legittimità dell'atto. Due, il tema della pregiudiziale costituzionale è un altro dei temi, non so chi lo invocherà. Noi siamo sotto i riflettori, perché? Perché semplicemente siamo i primi a trattare questo tema. Probabilmente quando ci sarà la 10ª regione non ci andrà più nessuno, non se ne interesserà più nessuno. Però ripeto e chiudo, a prescindere da come tu la pensi, è immorale che un paese gestisca un tema così profondo e importante con una sentenza della Corte Costituzionale. Grazie. Grazie.